Assessore Cantone, parliamo del traffico alla Valle dei Templi, un problema che si è presentato tantissime volte e con gravissimi rischi, un problema che lei ha affrontato anche in collaborazione con le altre forze di polizia. Assolutamente sì, con un incontro congiunto tra il commissario della provincia, il dottore Sanzo, il sindaco di Agrigento, Miccichè, ci siamo occupati seriamente del problema, perché vorrei ricordare ai nostri concittadini che l'anno scorso poco ci voleva e un bambino ci lasciava le penne, è stato investito un bambino. Era una sosta selvaggia che non potevamo consentire anche in vista dei nuovi accadimenti appunto di questa città, cioè Agrigento, la capitale della cultura, non poteva permettersi tra le altre cose anche questa, di questo parcheggio selvaggio alla curva Giunone, che avveniva soprattutto la prima domenica del mese. Abbiamo fatto questo esperimento, l'abbiamo fatto la prima volta in via sperimentale ed è riuscito alla grande, nessuna macchina parcheggiata, abbiamo avuto la collaborazione della protezione civile sia comunale che provinciale e soprattutto di entrambe le polizie. Ripeto, questo discorso è stato possibile grazie a una comunione di intenti che comincia a dare i primi frutti. In cantiere cosa abbiamo? Tante cose, ma per il momento le teniamo solo quando le realizziamo, le diciamo.